Bentrovati. Mi chiedo spesso, ma per quanto tempo ancora Matteo Renzi continuerà a prendere in giro gli italiani, specialmente quello che un tempo veniva chiamato il popolo della sinistra? Fino a quando questo popolo starà zitto e mosca sulle scelte che Renzi sta facendo da un paio d'anni? Se alcune di queste scelte fossero state messe in atto da Berlusconi, milioni di persone sarebbero scese in piazza a protestare, come la nuova legge sul lavoro chiamata Jobs Act. Dopo aver abolito l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, quello che garantiva ai lavoratori assunto a tempo indeterminato non essere licenziati senza una giusta causa, Renzi e compagni stanno prendendo a pugni anche l'aritmetica. Quando sparano, per esempio, dei 764.000 nuovi posti stabili nel 2015, questa cifra nasconde l'imbroglio. Da questi 764.000 bisogna sottrarne 578.000 che erano contratti di tipo diverso già in essere e trasformati in contratti stabili. Attenzione, dico stabili perché con l'abolizione dell'articolo 18 le assunzioni a tempo indeterminato non esistono più. Nel 2015 quindi abbiamo un saldo positivo tra assunzioni e cessazioni per 186.000 lavoratori. Un risultato mediocre visto che nel 2012 in piena crisi economica e con il tanto vituperato governo Monti le trasformazioni in nuovi contratti a tempo indeterminato sono state oltre 600.000, ovvero un po' di più di quelle decantate da Renzi e dalla sua clac, ma senza decontribuzioni. Sì, perché i costi dello Stato per gli sconti sulle contribuzioni previsti dal Jobs Act non sono noccioline. Nel 2015 sono stati circa 2 miliardi e per il biennio 2016-17 sono previsti altri 10 miliardi. Il sociologo e docente di analisi di dati all'Università di Torino Luca Ricolfi, un luminare in questo campo, teme che il mercato del lavoro sia stato drogato dagli incentivi e che quando nel 2017 finiranno potrebbe sgonfiarsi come una bolla occupazionale. Anche la Corte dei Conti ha lanciato l'allarme. Se gli sgravi contributivi triennali per le assunzioni stabili non produrrà incrementi occupazionali effettivi, sarà necessario un ulteriore incremento di trasferimenti pubblici che ricadrebbero nella fiscalità generale. Insomma, quello che ci raccontano i renzini non sono altro che miserabili balle. Altro esempio, Renzi sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria in costruzione da oltre 30 anni è riuscito a dichiarare alla stampa estera che quest'anno l'opera sarà finalmente completata e verrà inaugurata, pensate un po', il 22 dicembre. Nascondendo però un piccolo dettaglio, il progetto originale prevedeva 2 corsie più quella d'emergenza su tutto il percorso, mentre ora da Cosenza circa 95 km da Reggio, le corsie saranno 2 senza quella d'emergenza e così, grazie a questa furbata, 4 cantieri di lavoro su 5 saranno chiusi, per cui chi percorrerà quell'autostrada dopo Cosenza dovrà pregare qualcuno di non forare o avere dei guasti alla macchina che lo costringerebbero a fermarsi sulla normale corsia di transito con i pericoli che conosciamo. Alle risate dei giornalisti stranieri per questa sua uscita, Renzi nostro ha risposto così: ridete? Vi porterò a fare un giro e guiderò io. Nessun commento, meglio estendere un velo pietoso. Poi la poca trasparenza, la segretezza usata varie volte, tipica di chi deve nascondere qualcosa ai cittadini. Infatti, dopo che molti avevano chiesto i costi del contratto di leasing sull'Airbus A340-500, il mega aereo presidenziale con camere da letto, sala riunioni e tante altre finesse, che il Premier ha voluto che i suoi viaggi all'estero, Renzi lo ha praticamente secretato, non ha voluto comunicare quanto lo Stato pagherà per questa sua mania di grandezza. Ora, grazie a uno scoop del Fatto Quotidiano, sappiamo che il costo annuale del leasing è di 15 milioni di euro, 40.000 euro al giorno, con dei costi di gestione pazzeschi. E pensare che lo Stato italiano ha già una flotta di aerei blu di tutto rispetto per il trasporto delle più alte cariche dello Stato. Si tratta di 3 Airbus 319, di cui uno a 48 posti, 2 da 36, poi 7 Falcon da 9, 12, 16 posti, più 2 elicotteri Augusta, tutti velivoli moderni e con allestimenti di lusso. Insomma, spendere 15 milioni di euro annui per il leasing con dei costi di gestione enormi per un capriccio di questo bullo dell'ego smisurato in un momento in cui si chiede addirittura di diminuire le pensioni di reversibilità, secondo il mio punto di vista è uno scandalo che grida vendetta al cielo. Ci vediamo giovedì prossimo.